Buongiorno amici di Mattoscacco, sono veramente emozionato oggi perché inizia una nuova serie che la serie precedente l'avete apprezzata tantissimo, ossia Missione 1000 punti. Abbiamo portato Stefano, un ragazzo molto in gamba, dai 500 punti ai 1000 punti in 21 episodi se non mi sbaglio. Adesso la seconda stagione è ancora più ambiziosa perché qui con noi c'è Carlo che fra poco lo conosceremo perché non è che anch'io lo conosco moltissimo, che ha come sogno quello di raggiungere i 1500 punti. Ci vorranno 10 incontri, 20, 30, 50, 120, non importa, noi siamo qui. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao, speriamo che non ce ne vogliano 500, ecco. Grazie intanto per esserti proposto come cavia. Grazie a voi, grazie a te. E niente, quindi quello che andremo a fare, come anche nella scorsa stagione, sarà cercare di migliorare il tuo stile di gioco. Quindi, dato che appunto non ti conosco, adesso ci facciamo anche due chiacchiere a livello proprio umano, così anche chi ci segue ti conosce. E capisco il prima possibile il tuo stile di gioco per cercare di mettere a punto alcune cose. Poi sicuramente ci sarà bisogno di magari memorizzare alcune aperture, cose varie, ma nel corso del, Appena lo capisci, dimmelo, così lo capisco anche io, il mio stile di esatto, gioco. quella è la cosa più difficile. E poi, come sempre, come dico sempre, da tutor, che è quello che un po' fanno anche i nostri maestri di scacchi nell'accademia, il lavoro migliore che possiamo fare per farti migliorare è analizzare poi le tue partite giocate. Quindi in ogni episodio andremo a vedere parte delle tue partite giocate, le analizziamo, poi spieghiamo cose nuove, giochiamo, eccetera. Intanto, Carlo. Dici un pochettino cosa fai nella vita, come mai ti sei appassionato a questo gioco e... Io faccio l'insegnante ricercatore, diciamo più ricercatore che insegnante, a momenti alterni, dipende dai contratti che trovo. Sono in Francia, attualmente insegno all'Università di Strasburgo, ma ho un passato, diciamo, in varie università francesi, italiane, spagnole, quindi insomma io mi dedico agli studi culturali, studi di letteratura, studi di cinema e da quando sono bambino adoro gli scacchi, il gioco di scacchi. È stata una cosa nata un po' per caso, nel senso che c'era nel doposcuola, si chiamava all'epoca, non so adesso se esiste Sì, sì. ancora in Italia perché sono andato via da tanti anni, e c'era una scacchiera e quindi ho cominciato a giocare, a muovere i primi pezzi e poi a casa, non avendo nessuno che giocava, ho imparato da solo. Mio padre mi regalò un libro e ha detto, ecco qua, fai, divertiti. E quindi ho cominciato un pochino a imparare da solo a giocare agli scacchi. Per molti anni non ho mai giocato regolarmente, però per molti anni, circa una decina, non ho proprio mai più toccato gli scacchi. E nel 2020 a Madrid incontro un amico che lui così per gioco mi caccia una scacchiera mentre stavamo prendendo un caffè, e lì Enrico mi rimette, no, ma io sono successo, no, ma ti devi venire anche, vieni anche tu, giochiamo insieme. Lui è tipo 1800, 1900, quindi un giocatore serio, e mi ha un po' sfidato, e quindi io sono, diciamo, una natura agonistica, È e chiaro. quindi però mi sono bloccato a intorno ai 1000, ora vedo 974 sul mio elo, e non riesco ad andare avanti. Quindi io gioco molto spesso le partite quotidiane, quelle Perfetto. per corrispondenza, mi pare che sia il Sì. termine in italiano, e sono più o meno intorno a 1000, 1100. Oscillo, però non di più. Quando ho visto la serie che hai fatto la volta precedente, ho detto, ah, sarebbe molto bello essere io a passare da 1000 a 1500 con qualcuno che mi guida, perché no? E appunto sarebbe sicuramente di aiuto a tante persone nella mia situazione, quindi mi sono proposto come cavia e con sorpresa hai accettato, e te ne sono estremamente grato. E hai fatto benissimo, anche perché ho visto veramente che in tanti poi mi hanno scritto dicendo alla fine sono arrivato anch'io a 1000 punti seguendo quello che hai detto a Stefano, quindi sono felice, sono felice. Quindi portiamo più persone possibili a 1500 punti. Momento sponsor, me lo dovete permettere perché sarà un video molto lungo sull'Academy di Mattoscacco. C'è il corso su come arrivare a 1500 punti. Si sono invertite le nostre parti, non so cosa sia accaduto. In che senso?
ok, adesso siamo ritornati uguali. Bene, io direi che possiamo partire senza indugi e allora Carlo, io andrei direttamente, condivido lo schermo. e Dovrei il- condividerlo io, mi No, no, sembra. lo faccio io, non ti Ah, preoccupare, tanto. ok. Il nostro videomaker è sempre molto felice quando gli cambio le schermate che in fase di montaggio poi deve cambiare. Allora, questa è la tua la lista insomma delle ultime Delle mie partite che hai fatto. sconfitte. Ok, Ecco sì, qua. esatto, come punteggio dicevamo è questo qui. Rapido, è questo qui. Rapid su che cosa giochi? 10 minuti secchi? No, di solito gioco 15-10, Perfetto. perché a 10 minuti spesso è da un po' che non ci gioco. Come vedete, ho molte più partite in giornaliere Ok, che Rapid, perché è quello che faccio più spesso. perfetto. Eh, però ecco, in Rapid a 10 minuti molto spesso mi viene l'ansia alla fine perché poi perdo al tempo e Eh sì, quindi... eh sì. Ok, allora quello che faccio subito così per curiosità è apro magari le ultime partite, sia vinte, pareggiate che perse, Sì, e troverai guardo un più attimino che perse che cosa è pareggiate. successo. Quindi Ok, troverai più quelle ovviamente, perse che pareggiate, vai. ovviamente in quelle perse si impara di più. Eh, Allora, apro un attimino queste qui e secondo me ci sarà magari già tanto da dire su queste. Allora, andiamo qui. Questa partita dove eri il bianco. sì, Allora, C4, apri sempre con C4? spesso sì, Ok, ok. È l'apertura inglese, no? sì. Ok, mi piace la tua internazionalità, italiano. Qui appare la bandiera francese, apri con l'inglese. Ci siamo, ci siamo. Poi hai detto che hai conosciuto il tuo amico scacchista a Madrid. Sì, che è messicano. Ottimo. Eh, Ok, e 5. E... Ok, imposti, immagino, vediamo un attimino come va la partita. Ok, imposti immagino prima o poi giocherai di 3 per far uscire sì, l'alfiere, quindi sì, di imposti solito questo sì. schema qui così? Sì. Allora, Ok, ecco, per esempio, gli schemi della struttura pedonale è una cosa che so che si deve fare, ma non l'ho mai veramente capita, ok, ed è una roba che mi piacerebbe, insomma, saper gestire. ok. Ah, vado avanti, qui attacchi Vai, vai. l'alfiere, te lo prendi, cosa buona e giusta. Ok, ok. Vediamo cosa succede qui. Ok. Sto andando avanti giusto veloce, giusto Sì, un sì, attimo vai, per vai, capire tranquillo. cosa sta succedendo, poi ci fermiamo a prendere anche per gli amici che ci guardano. Oh, ok, poi purtroppo qui ti ritrovi con un paio di pedoni in meno, recuperi qualcosa, ottimo, ottimo. Ok, questo poi è un finale dove probabilmente te la giostri meglio del tuo avversario e la vinci. No, è Eh. pareggiata, mi sa, alla fine questa. No, Sì, perché qui hai perché preso qui, il qui abbiamo... cavallo. qui non sono riuscito a vincere. Ah, ok, ok. Volevo Vabbè, ti sei mangiargli quel preso... pedone Sì, sì, e non sì, ci sì. sono mai riuscito. Però Ok, non volevo ok. muovere nulla della struttura perché se io avessi mosso il re, poi lui mi scendeva a Certo, perché promuovere c'è la il pedone regina. passato. Certo, certo. Sì, probabilmente era pari o forse si poteva giostrare meglio questo cavallo. I finali sono la parte più difficile da giocare ed è la cosa però che fa più la differenza, perché Mm. c'è questo detto importante che dice se sbagli in apertura non ti preoccupare, ti rifai nel medio gioco, se sbagli nel medio gioco non ti preoccupare, ti rifai nel finale, se sbagli nel finale... Quindi per questo anche molti, anche la scuola russa spesso fa iniziare gli studenti dal finale. Tu dici, ma come dal finale? Che dubale, io parto sempre con le prime mosse, magari al finale neanche ci arrivo, però al finale è veramente la parte dove si decidono le sorti della partita. Ok, in questa partita analizzata la velocità della luce e non sono stockfish purtroppo. ehm, Sarebbe ho visto comodo. che è un buono sviluppo. Questa manovra forse mi è sembrata un po'
nonostante una manovra eccezionale che andava fatta, secondo me, prima o poi, secondo me Mhm. è un po' prematura perché c'è ancora un alfiere in casa, no? Ok. Quindi prima di magari fare andare all'attacco i cavalli che gli hai già mossi, dare spazio a Mm. questo e l'avrei fatto con D3. Poi visto che Ok. come gioco tu alla fine hai giocato per D4, quindi adesso Mm. devo ancora Sì. capire se sei il tuo stile di gioco, se sei più tranquillo, se sei aggressivo. Questo D4 secondo me mi dice già qualcosa del tuo stile. Mm. Ma Ehm, in realtà secondo me ti dice qualcosa di sbagliato, nel senso che io mi sento piuttosto prudente Ok, negli ok, scacchi, ok, cioè, però magari invece mi sento prudente ma sono un pazzo spregiudicato, quindi non lo so. ok, ok, Quindi, ok. no, perché forse Qui, sai che cosa è che ho detto che questa casella era mia, perché ok. c'era più influenza da parte mia, c'avevo il No, ma cavallo, l'alfiere, la ci stava regina. anche come spinta, ci stava. Ci sta, ok, qui una piccola svista che hai spostato il pedone in H3 quando era, diciamo, Ah, controllato due volte. ah, ecco, sì, vedi. Piccola svista che capita, però se non sbagliamo, cioè, altrimenti... Sì. Ok, poi qui si va in un fianco. Va bene, questa così una visione d'insieme. Vediamo quest'altra partita. Vediamo cosa è successo qui. Ancora col bianco, sempre inglesotta. Ecco, con l'inglese come ti rispondo solitamente? Abbiamo visto prima che ti ha risposto di 5, poi questo ti Sì, risponde 6, più o meno a queste cose volte qui. sì, ma di solito questo oppure a volte mi fanno in maniera speculare Ah, ok, con... speculare, sì, che è la variante Sì, proprio simmetrica sì. dell'inglese. Ok, ok. Ok, quindi questo è Però lo molto spesso sviluppo. rispondono con E5. Molto Ok, spesso vedo che... ok. Ok, qui giochi, ho visto che giochi sempre B3, perché vuoi Mm. mettere l'alfiere camposcuro in fianchetto? Non lo so. No, no, ma magari è un tuo Non- stile, tu dici ok, io voglio giocare col mm. doppio fianchetto e... No, più che altro è che mi sembra quel pedone poco protetto e quindi vorrei... Ah, 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 ok. lì è arrivato l'alfiere e Ah, quindi ok, ok, ok. mi dico questo qui è poco protetto e mi Ok. sembra Ma che lo secondo voglio me, proteggere. adesso lo chiediamo anche al motore, È secondo me il meglio modo migliore per di proteggerlo è 3. B3, Ah, perché mm. sviluppi già anche l'alfiere. Sì, sì. Vediamo un attimino il motore che ne pensa. Devo aprire una nuova finestra per la gioia del videomaker. Il motore cosa dice? Dice... No, dice anche B3 prima scelta, quella che hai giocato tu, D3 seconda scelta. Ah, Mm. non l'avrei detto. Ok, ok. B3 quindi per permettere poi anche D4 come giochi tu. Ok. Chiudiamo il motore per non farci influenzare. Ok, cavallo BD7. Wow. Ok, questa per... con quale idea questa mossa ti ricordi? Perché Ma poi sono questa partite no, vecchie. non mi ricordo, ma Ok, guardandola mi dico a un certo punto, uno gli blocco il pedone in D6 perché poi dopo, cioè, se lui muove quel pedone certo. lì, io prendo l'alfiere e gli faccio saltare l'arrocco breve. E due, anche se lui decidesse di fare un pedone, è una visuale sulla torre che potrebbe dare fastidio. Ok, Diciamo, queste sono le idee ok. Allora ti sicuramente dico che sbagliate. mi fa paura l'alfiere qui. Tu dici ok, in B2 è totalmente tappato, c'è davanti il cavallo e poi va a sbattere contro una catena di pedoni e quindi probabilmente hai visto che in A3 aveva più aria, ed è vero. Mm, Però la cosa che mi fa paura, e secondo me qui prima iniziamo a pensarla in questo modo, e meglio in A3 l'alfiere è sospeso. Cioè in vuol che dire senso che sospeso? è sospeso nel senso che non c'è né nessun pezzo, ma soprattutto non c'è nessun pedone che Che lo lo tiene. protegge. Ok. Quindi quando i pezzi sono senza pedoni che li tengono, si chiamano Mm, sospesi. ok. Quindi sono più E se tu vedi vulnerabili, quelli ovviamente. bravi, non li tengono mai sospesi. Nessun pezzo, mai. Se possibile, no, chiaro, nella partita italiana c'è l'alfiere C4 che è lì sospeso, però spesso poi va Mm, subito in B3 tenuto da un pedone. ok. E se facci caso, magari la prossima volta che dici guarda una partita di Carlsen, guarda le prime 20 mosse e Mhm, cercano di non tenerli sospesi, a meno che magari giocano la solita inchiodatura per poi dare l'alfiere sul mhm, cavallo, in quel caso è sospeso, ma però ok. perché tu dici, ok, è chiaro che se lui gioca a D6, io col cavolo che mi faccio fregare l'alfiere sono io che glielo frego a lui, ma a volte gli Mm, scacchi sono veramente un gioco,
bastardissimo, perché magari tu sei incentrato da questo lato della scacchiera, Mm, lui ti fa D6, magari lo vedi anche la minaccia, ma devi parare allo stesso tempo una minaccia che c'è di qui e certo. ti ritrovi incasinato. Per questo, Mhm. dato che non Ok, sappiamo come va la partita, e è dato che ci sempre piace il gioco meglio. sicuro a tutti e due, alfiere B2, anche in B2, Mhm, è tra virgolette sospeso l'alfiere mhm, perché non è difeso da nessun pedone, ma è praticamente impossibile da attaccare. Questi due alfieri mhm. sono invincibili. Ecco. Ok. B6, qui il tuo avversario decide di giocare una sorta di difesa a 300. D4, donna. Ok, qui mi si è rispettato forse cavallo con un doppio Mm. attacco su questi due pezzi. Lì l'ho portato perché mi sono detto voglio connettere le Ok, torri, voglio mettere la regina, lo so che al centro ovviamente è un po' vulnerabile, però è anche potente, per cui mi sono detto il centro, quei quattro, non so come si chiama in italiano, il quadrilatero sì, no, no, centrale, no, la cima della sicuro. Sì, sì, il montagna, centro, no? Sì, sì. il centro della scacchiera, mi sono detto lì la regina è fortissima e Ok. posso rompergli le scatole in vari modi, ecco. E infatti ora è lui che ti rompe le scatole con C5. Infatti Adesso hai sbagliato tutto. ti faccio una domanda a bruciapelo. Cosa ne pensi di questa mossa che ha fatto il tuo avversario? Cioè, tu hai messo la donna in D4, lui gioca Mhm. pedone C5, scacciandoti la donna, guadagnando il tempo sulla donna perché devi andare via. Cosa ne pensi? Che cosa mi dici su questa mossa? Bah, penso che sia direi una buona mossa perché effettivamente mi mette in difficoltà. Ma che poi penso che sia l'idea che sviluppo dopo. Adesso onestamente non mi ricordo bene la partita, ma in realtà mi apre una finestra sulla torre perché io ho un alfiere ben posizionato che è direttamente connesso alla torre e infatti mi sa che dopo, è vero che perdo un tempo di gioco, ma provo ad attaccare la torre, ma penso che lui la difenda. Ok, ok. Non so se la risposta Ottimo, bisognava ottimo dare. che hai visto un attacco a raggi X, non sono facili da vedere, quindi bravissimo. Poi vediamo se sai dirmi altro, altrimenti te la Mm, faccio vedere io. no, non saprei. No, comunque mi sembra una buona mossa, onestamente. Ok, Però allora ecco, se io fossi sicuramente la stato il ris- nero non Mm, l'avrei mai giocata ok. e adesso vediamo col motore, che poi è sempre il motore che ha la verità, accendiamo il motore, qui siete in una posizione con vantaggio di 2 più 2 Mm, abbondante per il bianco, dopo sta mossa secondo me il vantaggio del bianco aumenta, quindi da 2,20 secondo me aumenta. Ah, 2? 32? 2,26? Ok, pensavo peggio. 2,40. Sì, però se vediamo la linea qui a lato, sì, è Mm. aumentato. È aumentato. Di Perché pochissimo, ma è ci mette aumentato. così tanto? Perché è così lento? Perché calcola pian piano tutte Sì, sì, le... sì, sì, secondo me è ora che fa tutto. Allora, è vero, ha guadagnato il tempo sulla tua donna e quindi ora devi perdere un tempo a spostarla, ma guardiamo la struttura pedonale perché è sempre questo che è da Mm, capire. Allora, i pedoni sono come la prima linea di un esercito nel Medioevo, ok. che finché sono tutti belli schierati così come ce li ha lui, sono, diciamo, abbastanza forti perché controllano in Mm, diagonale, cioè, tutte le sì. caselle davanti a loro. Cioè, o Mm, è impossibile piazzarci un pezzo qui, che ci sono i pedoni che te li fanno fuori. Nel ok. momento in cui avanzi con un pedone, Mm, questo pedone smette di controllare queste due caselle in rosso. mm, sì. Quindi c'è solamente un controllo su quelle caselle. Bravo, su questa casella c'è solo un controllo e su questa nessun controllo. Però Ah, c'ha anche l'alfiere e il cavallo che ok, controllano. noi parliamo di case controllate da pedoni. Ok, I pezzi non, non non controllano. servono, non servono. Ah, ok, vedi, Ok, questa quindi nota non ha perso il sapevo. controllo, quindi per la teoria degli scacchi la casa in D5 è una casa debole. Ed è una Mm, casa debole nella sua metà campo, perché questa è la sua metà campo e ok. questa è la nostra. E lui si è creato da solo, quindi autogol, una casella Mhm, debole nel suo schieramento, perché non c'è più nessun pedone che controlla questa casa. ok. Meno Quindi male ti che sono regala... Sì. scarso e non l'ho visto. Ok. No, no, perché devi iniziare a vederla così la Ok. scacchiera. Quindi i pedoni sono fondamentali, è vero che valgono meno di tutti, ma sono fondamentali perché ogni spinta di pedone crea una debolezza. Quindi ogni Ok. volta che il tuo avversario ti crea una spintarella, te ne crea un'altra,
devi certo. iniziare a vederla come che buco mi ha creato. Tipo, se gioca a 5, ti Mm, crea un buco su B5, ti crea ok, questo buco qui. ok. Quindi ogni spinta di pedone crea qualcosa. Mi spinge il pedone G6 perché vuole fianchettare? Ok, mi ha Mm, creato il buco su H6. Ogni spinta di ok. pedone è sempre un buco E che viene questi creato. buchi come vanno? Cioè, nel senso, Bravissimo. vedo questo buco e quindi dico, là ci vado a mettere un pezzo, Allora, oppure... sì, nella maggior parte dei casi sì, poi bisogna sempre... A volte vedi il buco e dici, ok, non riesco a sfruttarlo per ora. Vabbè, qui ci Mm. faranno tanti meme, lo so già, lo so, su queste frasi che stiamo dicendo. Però, vabbè, a Usiamo volte, un'altra parola, non buco. a volte vedi quella casella debole e non la puoi Ecco. sfruttare nell'immediato, però sei felice in cuor tuo perché dici, mi ha regalato... Cioè, ti immagini la barra del motore che sale un pochettino, no? Ok. E quindi ok, in questo caso credo che la possiamo sfruttare Buco, subito. motore che sale, anche questo. Prego, E il andate, motore che sale divertitevi. tantissimo. Che sale. No? Questa intelligenza Divertite. artificiale che si è umanizzata un po' troppo. Ok, quindi con questa spinta ha creato un buco. Ok, ti ha preso il tempo sulla regina, ma va bene, ha creato il buco. E questo rimane perché purtroppo i pedoni non possono tornare indietro. Se il pedone poteva tornare indietro, questa mossa non era così brutta, ma purtroppo questo rimane. Ok. E facciamo proprio una conta di quanti tuoi pezzi controllano quella casa e quanti suoi pezzi. Allora, lui la controlla, mi dicevi, con l'alfiere Con il e col cavallo. cavallo, Quindi sono due. esatto. Tu la Per quanto riguarda me controlli? ce n'è un po' di più, ce ne sono almeno 4, 5, Eh sì, questi 4 più l'alfiere. eh sì. Questo- 1, 2, 3, 4 e 5. Ma diciamo che basterebbero e avanzerebbero i due pedoni. Perché mm, ovviamente lui non potrà mai schiantare qui un suo pezzo perché tu c'hai due pedoni. Quindi ok. la casella è iper, iper, iper controllata da te. Benissimo, Ok. benissimo. Beh, motivo per cui l'inglese, ecco. Sì, sì, Cioè, con questa l'apertura struttura inglese. sì, assolutamente. E, ok, quindi qui si è creata, diciamo, una casella debole nel suo schieramento e in quella casella si crea un avamposto, cioè se tu ci vai a mettere un pezzo, quasi Mm, sempre un pezzo leggero, quasi sempre il cavallo, ora ovviamente non puoi farla, ma se tu ci vai a mettere in un futuro un cavallo qui, facciamolo, facciamo finta che questa mhm. cosa non E c'è, questa no, certo. Mhm. questo cavallo è in avamposto, vuol dire che è nella metà campo avversaria e non Mhm. è scacciabile da pedoni, cioè lui non ti potrà mai giocare un giorno questa roba qui, tu te ne devi andare col cavallo. Mm, mm, mm. Quindi quel Ok. cavallo è fisso lì e se un giorno lui ti cambia questo cavallo che è in avamposto, quindi definizione di avamposto è un pezzo leggero, meglio se il cavallo, nella metà campo avversaria, Mhm. sorretto da almeno un tuo pedone, qui ce ne sono due, Mhm. sorretto almeno da un tuo pedone che non può essere scacciato da pedoni avversari. Ok, Ok? ok, Questa è perfetto, la definizione di avamposto. Quindi con i buchi che si creano gli avamposti per te. perfetto. Se lui un giorno dice: Mamma mia, sto cavallo è fortissimo perché non mi fa muovere la regina, non posso andare da nessuna parte, quindi glielo devo Mm. rimuovere. Se un giorno lui ti rimuoverà Deve questo sacrificare un pezzo. cavallo, ti unisce la catena pedonale e tu diventi ancora più forte con questo pedone e Mm. lo schiacci perché lui è anche in vantaggio di spazio, vedi che non fa fatica a muoversi, è schiacciato Sì, da te. sì, sì. Quindi ti ha regalato un avamposto. Ok, Ok, quindi qui ok. ovviamente dobbiamo andare via con la regina e tu giochi A3 regina mi pare. e3 e sono anche E3. d'accordo perché ti metti Mm. a ragi X sul re e tutto. Quindi ottimo. Alla fine l'avrò persa sta partita sicuro. Se ho fatto tutte cose ottime, l'ho sicuramente persa. Qui spinge B5. Qual era l'idea di B5 secondo te? Perché dobbiamo Ma sempre leggere. di andare a vedere, andare... O, allora, o mi fa l'attacco doppio in Esatto, A3 esatto. C3, oppure mi vuole rompere le scatole sul Oh, C4 che ok, ho lì in... ok. Sono d'accordo. no, Ottimo, ottimo. Ottimo che ti dai le spiegazioni giuste. Giustamente catturi. Ok, non capisco perché non ti abbia ricatturato. Ok, perché ricatturavi. Ok, ti ha regalato un pedone. Ok, gioca a cavallo qui. E qui spingi. Ok, altra cosa da... Allora, questa mi piace, non è che non mi piace, perché comunque mm, lo metti nelle condizioni che... Cioè, deve fare qualcosa perché gli attacchi... Quindi sì, lo avrei metti dovuto nelle magari condizioni di mettere fare una torre qualcosa. prima. Bravo, bravo, bravissimo. Cioè, prima di andare all'attacco
assicurati che tutti i tuoi pezzi siano ben Sì. posizionati. In Questa realtà cosa te l'ho la fatto dirò. anche questa cosa l'ho fatta anche per rompere le scatole alla torre. Ah, bella, bella, Cioè, nel senso, bella. gli vado a rompere le Questa è scatole immediata. sul pedone o sul Sì, cavallo, e però intanto gli attacco, è una specie di doppio attacco. sì, anche se vedo che si può salvare, perché su questa lui c'ha il cavallo attaccato e la torre attaccata. Può Sì, mettersi qui e tappa, e ha tappato tutte e due. però perde il peso. Ah no, c'ha la regina, sì. Perché sì, hai due attaccanti, lui ha due difensori su quel cavallo, Mm. quindi è la fine pari quasi, no? Sì, È più forte questa mossa se la prepari. Se la prepari mm, con una torre qui, con una sì. torre qui. Quindi prima di andare all'attacco, Perché tutti i pezzi. la torre F in E1 è più forte? Sì, perché secondo me questa sarà la colonna dove giocherà. Cioè, se io metto la torre in A qui, perché tu avresti Sì. messo, scusa, avresti messo questa torre qui? No, io avrei messo la torre A in D. E sono d'accordo anch'io. E poi l'altra, prima o poi che dovrà Ah, giocare anche lei, la ok, metterei qui. ok. Perché dubito che la Pensavo colonna che... F. E diciamo che le torri vanno messe su colonne o aperte Mhm, o semiaperte. Sai la differenza tra sì. colonna aperta e semiaperta? Sì, la colonna aperta è che non ha nulla davanti, e una semiaperta è una che ha un pezzo leggero che poi si muove, oppure un pedone che poi magari switcha da un'altra parte, mi Ok, pare. allora, diciamo, definizione di colonna aperta è che su una colonna non ci sono pedoni, né miei né avversari. Ok, Non ci sono pedoni. La ok. colonna semiaperta è a un certo punto non ci sono pedoni miei, ma a un certo punto incontro un pedone avversario. Ah, ok, Questa è ok. semiaperta, quindi Questo è semiaperto, così ok. sarebbe stata chiusa perché c'è un mio pedone Mhm, davanti. mhm, Questa è semiaperta perché a un certo punto incontro un pedone avversario e va bene perché metto pressione sul pedone avversario, quindi va bene. mhm. Quindi le torri possibilmente devono andare su colonne aperte e semiaperte. Secondo me la colonna F non si aprirà mai, ma neanche... Cosa vuol dire che non si aprirà mai? Che io posso spingere Mm, questo pedone quanto voglio, ma è mm, difficile che a un certo punto se ne vada via il mio pedone F e anche il suo. ok, Quindi se io cerco di vedere un pochettino in avanti, secondo me, ok, faccio una mossa a caso, la colonna E si potrebbe aprire perché spingo il pedone come hai fatto tu, si cambiano i pedoni e la colonna E è aperta. certo. Quindi torri su colonne aperte o semiaperte, mai sulle colonne chiuse. A volte, Mhm, come nella partita di prima, avevi fatto questa mossa, ma nella partita di prima la colonna E non si sarebbe mai aperta. In quel caso non serve, cioè non mettere la torre mm, sulla colonna E perché si vede fare, ma se capisci che la colonna E non si aprirà mai, non serve mm, metterla sulla colonna E. ok. Ok? Uno dei problemi che ho è che mi sono dimenticato la partita di prima, cioè, non so se è un problema cognitivo oppure se è un problema di familiarità con la scacchiera, ma cioè, ho veramente una memoria... no. Tranquillissimo. Allora, qui giochi alla fine questa mossa, dicevamo, lui non se ne rende conto e quindi va punito e qui lo punisce alla grande. Ok. Qui catturi, beh, secondo me qui stai molto bene. Sicuro ho perso. Ok, cambi le Infatti, donne, giustamente. eh. È voluto? È stato voluto questo cambio? Non lo so, penso di sì, non lo so. Però avevo un vantaggio, quindi mi sono detto, Ok, col vantaggio di cambiamo materiali si cambiano i pezzi, pezzi, giusto, cambiamo giusto. pezzi, liberiamo un po' la scacchiera, ma mi sa che poi dopo quell'alfiere lo perdo, non so perché, non mi ricordo. Ah, 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 quell'alfiere sospeso lì. Può essere, vediamo. Eh, Ok, Vediamo che eccolo qui. faccio. No, sei tu che te ne accorgi e glielo Ah, cambi. ah. E quindi quindi avrebbe dovuto prendere il cavallo, col cavallo per salvare l'arrocco. Sì, Invece anche lui ha deciso se, di mangiare. diciamo, Ah, qui no? siamo in un finale partita e Mm, l'Arrocco perde di importanza, perché l'Arrocco ok. serve per mettere principalmente il re al sicuro. Quali sono i principi del finale? Perché sai che ci sono i principi dell'apertura, ma ci sono anche quelli del finale. Non so se te ne viene in mente qualcuno. Sì, diciamo, immagino, cioè portare il re al centro è Esatto, uno esatto. di questi principi qui, ma l'idea che avevo cioè per quale motivo ho detto di di fare l'arrocco è più che altro per mettere in gioco la torre che messa lì così Ok, mi sembra un po' chiusa, ecco. ok. Quindi tu dicevi mangia di cavallo, poi toglie via il cavallo, poi faccio Fai l'Arrocco. l'arrocco e porti al centro, lì c'è una colonna vuota e Ok, quindi potrebbe... diciamo una mossa, faccio un po' di mosse a caso per il bianco per portare avanti.
Sì. un'altra mossa, Mm. 3 mosse, e con la quarta mossa la torre è già attiva, giusto? Sì, più o meno, oppure magari metterla dietro all'alfiere che avrebbe avuto Ok, due cavalli da mangiare, mentre uno di quelli non è protetto. ok, ok, Insomma, ok. Secondo me in meno mosse si può ottenere tutto questo. Per esempio, mm, 1, mhm. 2 e Ah, 3 la torre è già attiva. ok, sì. Ok, c'è sempre il cavallo davanti che rompe le Portandolo più balle. il re sì, più verso il Sì, con la centro. facilità che c'è il re già al centro. Quindi diciamo l'arrocco in più, quando le donne non sono più sulla scacchiera, l'arrocco perde di importanza perché comunque cioè, la regina è molto tagliente, no? Mhm, Senza regina il fatto che tu mi dai scacco matto diventa molto difficile. mm, Quindi l'arrocco perde di importanza. E Andrea Stella, il grande maestro, mi dice sempre in che punto di una partita possiamo dire che siamo arrivati in un finale? Perché sì, sappiamo che mm, c'è l'apertura, sappiamo che c'è il mediogioco al finale, ma a che mossa scatta? La mossa 20, la mossa 25, la mossa 30, 35? mm. Non c'è la definizione chiara, ma secondo lui il finale inizia quando capisci che il re non ha più bisogno di essere protetto, ma deve essere portato al centro per combattere. Quello è il momento in Ok. cui inizia il finale. Secondo Quindi me io che qui... non lo capisco mai, non iniziano mai i finali per me. Esatto, esatto, li lasci... Lo Secondo lascio me in una qui... specie di medio gioco eterno, ecco. Esatto, no, qui siamo ancora nel mediogioco perché in effetti dove vai col re? Che ci sono un Mm, sacco di pezzi, cavalli, mm, eccetera. mm, Però mm, mm. secondo me ci arriviamo a brevissimo. Quindi vediamo cosa succede. Qui si cambieranno un po' di pezzi, presumo. Vediamo un po' come si gestisce. Ok, un po' di cambio di pezzi. Tu hai la qualità in più perché ti hai ripreso la torre prima. Ah, cazzo. Ok, cambio, cambio. Ok, E quindi è lì ha finito il tempo lui. abbandonato. Ah, è finito il Ok, tempo. va bene, vabbè, comunque penso che... Non lo so se era... Sai che non so se era vinta al 100%? Mm. C'ha la Che dice pressione qui, l'analisi? c'ha Chi è in vantaggio? l'alfierino... Ah sì, sì, Mm. vabbè, il computer sicuramente dirà... però vedi, non è questo vantaggione enorme, più Mm. Ok. 0,70. Va bene, va bene. Ok, in questa partita, quello che abbiamo visto, rivedendola velocemente, e questa struttura classica che giochi sempre, non so se è una struttura che conosci, perché io onestamente l'inglese non la conosco moltissimo, però magari è una struttura che hai studiato, Ci gioco, non l'ho studiata veramente come si dovrebbe studiare però le esiste. cose. Questo è un messaggio per i miei studenti. Però no, però, però ecco, un po' la conosco, la pratico, ecco. Ok, Diciamo che ok, spesso mi sono visto l'ho vista utilizzare, a me stesso, ho visto un po' di analisi sopra, ok, però ok, ma ti l'hai visto anche mentirei giocare se da giocatori dicessi che... forti? No, 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 Ah, no, ok, perché purtroppo veramente non ho così tanto tempo da dedicare agli ok, scacchi come vorrei. va bene, va Però bene. mancano 8.000 giorni al mio pensionamento e lì potrò 8.800 e qualcosa. Ok, allora io mi prometto che per il prossimo incontro mi studierò l'inglese Poi, e fammela studiare l'affineremo pure a me, così dammi gli appunti. nel modo migliore possibile. Quindi, ok, qui c'è un alfiere sospeso, quindi se possibile non sospendere i pezzi. E ok, quando sono gli avamposti andiamo ad occuparli e prima di attaccare portiamo al centro, portiamo in gioco tutti i pezzi. Quindi questi sono i Ok, principi. Mai pezzi ok, sospesi, prima di attaccare tutto l'esercito deve essere pronto e poi si attacca. Vediamo ok, qualche altra partita. Io credo, non so se oggi riusciamo a giocare perché ok. mi interessa più conoscerti, cioè devo Certo, certo, conoscere il più possibile il tuo stile di gioco, quindi certo, certo. vediamo un attimino cosa succede. In quest'altra partita andiamo subito in analisi, così se c'è da analizzare qualcosa possiamo farlo. Allora, questa partita è finita molto in fretta, quindi avevi vinto. Tra l'altro, sempre col Ah sì, bianco, sono perché... curioso di vedere dopo cosa giochi con il nero. Ok, ok, ci siamo. Allora, questa spinta non mi è piaciuta. Ok. E deriva dal fatto della conoscenza delle strutture pedonali che mi dicevi che non era il tuo forte. Allora, Mm. devi immaginarti, dopo questa spinta, come ti giochi il pedone D, perché i due pedoni che si giocano all'inizio sono quelli E e D. Mm, Questo D mm, mm. come te lo immagini?
Te lo immagini qui? Sì, sì, per liberare l'alfiere, diciamo, Ok. cioè, ho pensato, magari, non lo so cosa ho pensato, ma direi adesso così guardandola, metto su il cavallo in F3, esatto, faccio questa struttura così, Ok. in modo tale da liberare gli alfieri, fare un arrocco e poi giocare una partita come se avessi fatto un Ok. E4 in apertura. Ok. Ok. Allora, per esempio, lui ti gioca questa e quindi ti impedisce attualmente di 4 perché è Mm, controllata certo. due volte, no? Dai suoi pezzi. Allora tu dici gioco cavallo F3, così anch'io controllo due volte e posso farlo. Ma lui in Mhm. che modo ora può aumentare il L'alfiere, sì, con l'alfiere, l'altro, alfiere? con l'alfiere in campo nero, può metterlo nella casella C5 E e quindi così aumenta il controllo controllo. nuovamente di Sì, C5. Oppure in che modo indirettamente può aumentare il controllo? con il cavallo o col Col cavallo pedone C6, quindi col cavallo o C6 controlla direttamente, oppure vediamo se ti viene in mente col pedone in C5, anche, finta è di cavallo. verissimo, anche se si C'è fa il ancora duro. un'altra, C'è c'è un'altra, ancora che questi un'altra. sono tutti controlli diretti che controllano direttamente. Già se ti viene in mente una mossa un pochettino più astuta, che comunque più che aumentare Ah, il controllo, diminuisce il tuo controllo su D4. forse, aspetta, mi blocchi o mi vuole bloccare sempre con l'alfiere, però in C4, in B4, magari così io spingo e lui mi fa una clôture, si dice in francese, ma me Ok. lo inchioda. Ah, Potrebbe l'idea è essere che... giusta, però l'altro alfiere. Ok. Ah, mi Perché inchioda. il tuo Ah, cavallo è sì, certo. controllore di D4. Se io ti Ok, sì, inchiodo il tuo cavallo non è più controllore di D4. certo, certo. Quindi in questo Ok. caso tu hai, diciamo, hai due controllori di D4. Il pedone non è un controllore perché il pedone andrà Mm, su D4. I controllori tuoi mhm, sono donna e cavallo. mhm, I suoi mhm, controllori sono pedone e donna. Nel certo. momento in cui ti fa questa, tu sei tornato a un solo controllore, perché questo non è più un controllore, perché se questo va via Oh, perdi la donna. Qui sei certo. tornato nuovamente a un solo controllore. Ecco, Quindi questa è vedi una che roba alla che mi dà fine... parecchio fastidio, questa qui Sì, perché non so mai come difenderla, perché quello che preferisco è metterci un cavallo di solito in D2 che esatto, dialoga cioè accoppiato esatto, all'altro cavallo e si esatto. autodi... Quando invece mi attacca in un secondo tempo e quindi il cavallo è già lì, di solito metto ovviamente l'alfiere di campo chiaro a protezione Giusto, perché giusto. così mi libera, però poi rimane sospeso Rimane perché la passivo, donna, dici. cioè o rimane, sì, perché il cavallo e la donna di solito poi li muovo, non rimangono Ok, lì. ok, ok, ok. No, è giusta questa Mm, come soluzione. Così ti togli da tutte le rotture di scatole. Però vedi che purtroppo questo piano qui, se lui gioca bene, noi dobbiamo sempre immaginare che abbiamo il nostro avversario che è Carsten, certo. che non ce la fa fare questa mossa qui, no? Mm, E non facendoci fare questa mossa qui, quindi per esempio metto l'alfiere qui, faccio delle mosse a caso per lui, giusto ma mhm, veramente a caso, lasciamo stare questo pedone in presa, prima o poi dovrei sviluppare questo alfiere, quindi immagino che spingerei sul pedone, per esempio. mhm, Ok, questo alfiere è libero, questo si è richiuso e purtroppo a livello di struttura pedonale il pedone mm, di 3, sai che esistono i pedoni doppiati, i pedoni certo. isolati, mi sai dire un nome per Pedoni caso di come... passati. pedoni passati come quello di Mm. prima, la partita di prima che andava a promozione, questo c'ha un nome, questo pedone, vediamo se lo sai, altrimenti te lo dico io. Il nome, questo qui che appoggia quest'altro? Di questo No, qui rosso, sì. non saprei come si chiama. Ok, questo è un pedone arretrato. Ah, Cioè, ok. è un pedone che è alla base di una piccolissima catena di pedoni. Questi due pedoni Mm, sono in catena, mhm, che non può essere spinto perché la casella di fronte a lui è controllata dal due tuo volte. avversario. Ok. Questo Quindi, è un pedone arretrato. questo è un pedone arretrato. Ok. Ok? Lasciamo stare che qui magari si poteva spingere con delle tattiche, però questo è un pedone arretrato. Cosa vuol dire? Che tu non potendo spingerlo in D4, perché altrimenti Mhm, perdi e regali un pedone,
Non potendolo spingere, supponiamo una roba così, no? Cioè, così regali un pedone se giochi questo, certo, per chiaro, esempio. Così regali un pedone. Non chiaro. potendolo spingere, questo ti rimane a vita qui. Mhm, Ma essendo qui, questo pedone non è in catena, non è così la certo, situazione. Questo non era un certo. problema. Questo è un problema perché questo pedone non è più difeso da tuoi pedoni. Mm, E mm, quindi, per la mm, mm. teoria scacchistica, è una debolezza. Ok. Quindi, nel momento in cui c'è una debolezza, e questa te la sei autocreata, il tuo Mhm, avversario che cosa fa? Individua la debolezza e ci mette tutti i pezzi contro. Qui ci raddoppierà. Guarda, faccio un po' di mosse a caso. Qui, quanto prima, ti farà un bel arrocco lungo e mm, ha già due attaccanti sulla debolezza. Porca ok, vacca, lo devo difendere. Tre attaccanti sulla debolezza. Prima o poi il pedone cade e ti crolla la posizione. sì. Quindi, nel momento in cui a scacchi si vince creando delle debolezze all'avversario. Quelli Mm, bravi non se le creano da soli, quindi la tua bravura sta nel crearle tu le debolezze. ok, Fino a 1500 i giocatori se le creano da soli le debolezze, quindi tu devi solo essere bravo a sfruttarle. ok. Le debolezze si creano sempre solo coi pedoni. Muovi male un Mhm, pedone, te li giochi male. Quindi i pedoni mm, sono sani quando stanno nella loro casella di partenza mhm, e quando stanno in catena. Quando stanno in catena, facciamo una catena a caso, i pedoni sono sani. Questi sono sani, questi pedoni. ok, Perché sono in catena, non mi puoi catturare certo, questo, uno altrimenti c'è senza l'altro. questo. Si difendono tutti e gli altri sono al loro posto. Ok. Ok? Quando... Quante strutture esistono di pedoni? Cioè, esistono le strutture, per esempio, io so la V rovesciata, Sì, ce ne sono tantissime. Sì, sì, ce ne sono eh, tantissime. C'è tu- anche la struttura con l'impedona, per esempio, questo pedone che è così e anche i pedoni così, no? Ti puoi trovare anche i pedoni mm, dell'arrocco che sono messi in questo sì, modo. Ce ne sono mm, tante, ovviamente. Com'è che fai a impararle tutte giocando tutte le aperture? Perché in base alle mm, aperture anche cambiano le strutture dei pedoni. ok, Però ovviamente per giocare tutte le aperture vuol dire che devi conoscere un sacco di teoria. Diciamo che mm, col mm, tempo mm, pian piano diventi esperto, però ce ne sono tantissime. Anzi, ok, alcune strutture, a dire il vero, si ripropongono in alcune aperture, tipo mm, nella mm, difesa francese troviamo delle strutture pedonali che sono le stesse della difesa Liekin, oppure nell'inglese trovi strutture pedonali simili nel gambetto di donna, quindi a mhm, volte gira che ti rigira si ripetono. ok, Però tutto deriva dai pedoni, perché tu muovi male un pedone si crea il buco. Muovi male un pedone si crea una debolezza che c'è un pedone arretrato. E quando individui la debolezza, tutti i pezzi su quella debolezza cade il punto. ok, Quando un pedone non è più difendibile da altri pedoni, mhm, non è forte, cioè non cade prima o poi, perché tu sì, puoi mettere tutti i pezzi a difesa di questo pezzo, li puoi mhm, mettere tutti i pezzi alla difesa di questo punto. Però che cosa succede se tu metti tutti i tuoi pezzi perché ti rendi conto che hai bisogno di difendere questo punto più che puoi? Tu hai messo mhm, tutti i tuoi pezzi a difesa di questo punto e qui si applica poi il principio di Capablanca, che è il principio delle due debolezze. Ok, per difendere la tua debolezza hai messo tutto il tuo esercito su quel punto, hai scoperto qualche altro punto. certo, E quindi il tuo ok. avversario ti va a attaccare E sugli quindi in altri questi punti. casi, quando ti trovi in questa situazione, volente o nolente, qual è la Allora, soluzione da adottare? Cioè dici, vabbè, questo è perso, oppure... devi eliminare la debolezza. Per esempio, nel tuo caso, nella tua partita, vediamo com'è mm, andata, che è andata proprio così, ok. Nel tuo caso questa è una debolezza perché se io, se non lo spingo, questo mi rimane chiuso, quindi questo lo devo spingere. mm, E se lo spingo in D3, purtroppo è un pedone arretrato, e in D4 perdo gratis il pedone. Qui il tuo scopo deve dire, cioè questo lo devo spingere in D4 senza perdere il pedone. mm, Quindi qui avrei concentrato tutte le mie energie su mi devo sbarazzare di questa debolezza, perché così è debole. mm, Così è ok. debole perché non ci sono pedoni che lo Pedone sorreggono. arretrato è sempre debole. È sempre debole, sì, a differenza del pedone isolato che può essere forte, l'arretrato è una debolezza. Ok, Perché lui ha la colonna semiaperta. mm, Perché lui non ha il pedone sulla sua ok, colonna. Picchia direttamente sul tuo pedone che deve essere difeso da pezzi, perché non ha più pedoni che possono difenderlo. Quindi tu puoi rimanere con i tuoi pezzi a difendere un pedoncino? No.
Quindi il certo. tuo scopo qui è spingere. Vediamo se si poteva, cioè, vediamo un pochettino, anzi, andiamo avanti nella partita, vediamo come l'hai giostrata. Ok, 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 mi è piaciuta questa. Ok, qui hai cambiato un po' di pezzi. Ok, purtroppo il problema rimane. L'ho creato. Non puoi ancora giocare di 4 perché è controllato due volte dal pedone e dalla regina. Mm, Qui probabilmente, tra l'altro non puoi neanche giocare di 4 perché altrimenti poi ti si cade. Problema. Qui c'è il pedone arretrato. Niente. Adesso farà Rocco lungo sicuramente. Esatto. E partono gli attacchi su questo punto. mm. Ok, che attualmente c'è sì. Ah, ok, Eh qui si sì, prende questa questo. era, sì, era una, Ma questa infatti andava fatta. mi regala il... Andava fatta, andava fatta. Wow, bella, ok, qui vinci. Ok, però a livello, se lui avesse giocato bene, diciamo a livello di struttura, lui stava meglio, come struttura di pedoni, Sì, perché lui ok. ha tutti i pedoni che non sono mai stati mossi, quando non sono mai stati mossi sono perfetti, Mm. e un pedone qui. Domanda, questo pedone evidenziato in rosso è un pedone isolato? Beh, direi di sì. Perché lo vedi lì Però avanti da sento che è solo. sbagliata come risposta. Cioè, forse è isolato finché non arriva il pedone in F6. Bravissimo, bravissimo. Quindi non è isolato perché togli la regina, giochi pedone Eh, F6 ed entra in catena. È isolato mm, quando proprio non può entrare in catena con nessuno ok, perché né sulla colonna D né sulla colonna F ci sono i tuoi amici, ci sono i tuoi pedoni ok, amici. Così sarebbe ok, stato isolato. Così ok, sì. ok. Però Questo è isolato. così è vero, ci vogliono due mosse, ma può entrare in catena. Ok, Quindi non è isolato. Quindi la sua struttura pedonale è eccezionale. I tuoi, questi sono eccezionali. Questo è eccezionale. Questa è debolezza. ok. Ok? Yeah. Quindi come evitarla? Questa qui all'inizio, vediamo un po'. Come evitarla cambiando la struttura, cioè non così come poi l'hai Ma, giocata nel sì, tuo, ma al contrario. cominciando con un E3 magari, ok, che Bravissimo. blocca il... Sì, così, e 3 di 4. Ok, sì. ti blocchi l'alfiere scuro, ma questi pedoni sono forti Mm. perché E sono poi potenti. eventualmente lo apro facendo avanzare il pedone in Sì. B3 o... Allora, cioè, c'è un principio che dice che quando un alfiere sì, c'ha una questo l'hai diagonale detto aperta, non non devi aprirgliene aprirne un'altra. un'altra. Sì. Esatto. Quindi perché? Perché ogni spinta di pedoni crea un indebolimento. Il cavallo è Mm, sorretto, dopo questo il cavallo è mhm. sospeso. Ok, Quindi l'idea di certo. non sospendere mai i pezzi, Mm, quindi mm, 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 muovi i pedoni il meno possibile. E mm. infatti, Ok. guardando le partite di quelli bravi, hanno tutti i pedoni a casa, Mm, tranne mm, i due mm. centrali spinti. Fine, Ah, scritto. ok, cioè è consigliabile di non muovere quei pedoni lì? Meno muovi, meno debolezze fai. Poi Ok, dipende dall'attacco, dalla struttura. Per esempio, nella difesa perché per estintiana, esempio a un qua... certo punto il nero Ok, gioca tutti sti pedoni così in avanti. Però, sì. diciamo, tendenzialmente, Mhm. un po' in stile. Sai quando fai l'esame di scuola guida, no? Devi stare lì tutto timorato di Dio che guardi lo specchietto 10 volte, due mani Sì. sul volante. Ecco, così devi essere quando giochi a scacchi. Poi quelli E, bravi fanno qualsiasi cosa. una domanda, esatto, la Formula 1, una domanda sul quel pedone lì in B7 è una volta mosso l'alfiere di Campochiaro rimane debole se Sì, la struttura rimane così. sì. Quindi, nel senso, quando tu mi dici sono perfetti quelli lì che non sono toccati, però poi lui è un po' obbligato a Allora, indebolirlo oppure a rimanere. allora, nelle partite di donna, cioè quelle che partono con D4, D5, se tu Mm, muovi questo, come dici tu, quello è debole perché mhm, giochi. Ops, vabbè, l'ho messo male. mhm. Giochi donna B3 e lo attacchi. Sì, E quindi l'unico modo è spingere B6 che crea un indebolimento di queste due caselle, o Mm, peggio ancora giocare regina C8. Quindi peggio questo è ancora. l'indebolimento. Ok. Quindi non si fa. Mm, Nelle partite invece, non so, di re con e 4 e 5, dove mhm, immaginati che tu c'è ancora il pedone qui. Nelle mhm, partite la donna non riesce ad uscire su B3 perché qui c'è il pedone su C. mm, mm, Quindi anche se tu tiri fuori l'alfiere,
Cioè, io Ok, non riesco ad approfittarne così velocemente come nell'inglese o nelle partite di donna, dove facilmente la donna può attaccare qui. ok, Quindi sì. ok, Ok, vediamo ok. magari le ultime tre partite. Poi questi concetti ovviamente non basta sentirli una volta, basta dover sentirli 20 Immagino volte, poi durante le applicarli. partite che giochi, eccetera. Sì, sì. E ok. Qui si è fatto un'apertura tirapacchi. Vediamo come te la giochi. Queste sono le più infami. Queste sono le più infami. Come si chiama questa apertura? Ah, Polish, cos'è? Polacca, apertura polacca. Ah, l'apertura polacca. E questa è infame perché tu un giorno giocherai cavallo C6 per proteggerlo, lui ti gioca così, ti scaccia il cavallo che era il Mm, pedone. sì. E l'infamità sta dentro queste cose. Ovviamente tu, vediamo se gli catturi il pedone. Giustamente non gli catturi il pedone perché altrimenti lui ti guadagna Eh, il pedone centrale, no? Che vale di certo, più, quindi fatto bene a non catturarlo. Alfiere di 6 non mi piace perché blocchi la blocco situazione. tutto. Quindi l'alfiere passivo è... Però secondo me ti eri reso conto del pericolo e non hai giocato cavallo C6 e quindi hai detto, e mo che Mm. gioco? Quindi, ok, è arrivato il doppio attacco qui sopra. E là mi sa che muovo il pedone F. Ah no, la Donne risveglio. 7, giusto? Ok. Ok, qui vuoi togliere il pedone. Ok, cattura, cattura, cambio, cambio. Ok. Cavallo, Mm. pedone C6. Non me la ricordo proprio Ok. questa partita, cioè, sto come vedendo la partita di un'altra persona. Non mi- Ok, allora parliamo di strutture di pedoni, che sto iniziando a capire che è un punto dove dobbiamo battere. Ok. Allora, qui, analizzando la tua struttura di pedoni, questi sono perfetti. Questo è perfetto perché comunque è collegato, fa Sì. sempre parte della stessa isola di pedoni. Questo è collegato con questo, si possono unire quando vuoi. Questi sono in Mhm. catena, sono perfetti. Diciamo, l'unico buco che ha attualmente è B6. Quindi se lui ci mette Ok. potenzialmente un cavallo in B6, tu non hai Mm. nessun pedone per toglierlo. Chiaro, poi toglierlo con qualche alfiere così, però quello è un Mm, buco. mm, 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 mm. Ehm, Qui avevi una voglia matta di giocare cavallo C6, lo sento, lo vedo, da quando hai spinto C6 che capisco che vuoi giocare cavallo C6, ma qui ti sei lasciato prendere Mm. dal panico e giochi questa. Ok. Perché questa è sbagliata? Prova a dirmelo tu. Considerazioni sui pedoni. Che cosa Ma succede con i pedoni? perché isolo il pedone in B2, in Esatto, B7? esatto, Mm. esattamente. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Hai, diciamo, questa, Sì. questa si dice che è un'unica isola di pedoni perché sono tutti Mm. adiacenti, colonna Ok. H, G, F, E, D, E. Nel momento in cui Ok. fai questa, si sono Eh, create due isole di pedoni, questa è una, questa è un'altra. Beh, questo adesso ok. te lo cattura, quindi Sì, non sì, cambia. sì. Ok? Quindi Ok. meno isole di pedoni hai, Meno isole, sì. sarebbe meglio. Ok. Come uscirsene da questa... Io voglio sviluppare il cavallo, come me ne esco? Vediamo Mm. se trovi un modo carino per evitare questa, ma di sviluppare comunque. Salendo, facendolo salire in C5, è l'unica che mi viene, oppure preparandolo con una spinta B6, anche così evito che mi entri nel buco, sempre sto buco Ok. da meme. Diciamo Ecco, che dopo questo video cammineremo tutti attaccati al lato opponente per paura che qualcuno entri nel buco. fai salire il pedone. Quindi ecco. Ok, ok, allora analizziamo la tua idea C5. C5 ti crea ancora una volta il pedone arretrato. Faccio un po' di mosse Ah, per... cavoli, è vero, sì, sì, Ok, è tu togli vero, è vero. l'alfiere. E Hai questo pedone ragione. sarebbe ideale spingere in D5, ma non puoi spingere perché è controllata da lui. Mm, E mm, quindi mm, lo mm, mm. devi spingere in D6 per far uscire questo. C'è Spingendolo in un pedone D6, arretrato. questo è un pedone arretrato che è meno grave di prima perché lui non ha la colonna semiaperta, è chiusa la Sì, sua colonna. Quindi è ok. meno grave di prima. Per questo è accettabile in questa situazione. Però fatto sta che questo è un pedone attaccabile da pezzi. Per esempio, Mm, se mm. metto un cavallo qui, Sì, a siamo- vita tu ci avrai il pedone attaccato e quindi c'è bisogno di un pezzo
che lo difende. Ok. Quindi, però, per lui, per fortuna, la casella C4 è occupata, perché sennò ti metteva un cavallo su C4, un cavallo qui, c'era già un doppio attacco qui. Però, un Mm, po' per com'è la partita, non riesce ad attaccarti ulteriormente questo punto debole. Quindi è un pedone sì arretrato, però in questo caso non è gravissimo. Però occhio a questi pensieri. ok. Quindi, diciamo C5 ti crea questo indietro. Cioè questo sale avanti, ma questo indietro. Io me la immagino così una struttura sana. Ok. O se no, me la immagino così. Tolgo Mm, l'alfiere, lo faccio salire di un gradino. Anche così è sana. ok. Sì, questa è una struttura che si vede E poi ogni questo esce tanto, così. questa specie di scala, Sì. diciamo, così, Ovviamente gradini. questo deve andare qui prima o poi. Quindi è, Mm, diciamo, lo faccio in due step, ma questo deve andare in catena in questo modo. mhm, ok. Quindi il cavallo in questo caso uscirebbe via di 7. Quindi Ok. tolgo l'alfiere, salgo col pedone e esco col cavallo in D7. Perché questa mossa giocata in partita purtroppo non ti permette di uscire ancora una volta col cavallo. Ok. Ok, giochi alfiere, cambi. Ok, arrocchi, bene. Ok, qui diciamo sei un No, po' mi ha mangiato ripreso. il... mm. Sei un po' ripreso. Ok. Qua tipicamente non sapevo che fare, secondo me. Ok, qui, visto che c'è un po' di pressione su questo cavallo, mi aspettavo che aumentassi la Ah, pressione. ecco. Me l'aspettavo questa mossa. Perché comunque siete un 2 contro 2, due attaccanti e due che difendono quel cavallo. In più, se ci metti dietro la torre, come metto un terzo difensore lì? Mm. Magari, no? Ecco, vedi, questa è una cosa che non ho l'abitudine di pensare. Ok, Cioè, non l'avevo vista questo scontro su quel cavallo. ok. Dovevo, Magari secondo non me, è imparare. mortale, eh? Non è mortale perché Mm-mm. lui, anche se toglie il cavallo, comunque difende la regina Piol. Però, ok, cambio dei pezzi. Ok, allora qui giochi questa. Ok, ok, allora aspetta, torno un pochettino indietro. Quando al momento in cui giochi questa. Allora, lui ha mosso la torre qui, che ovviamente fa pressione su questo cavallo che è controllato sia Difesa. dall'alfiere che dal cavallo, ok? Mhm. Però il cavallo di 7 è comunque un pezzo sospeso, perché i pezzi sospesi sono i pezzi che... Non sono difesi al pedone. Ok, attualmente ne hai due di pezzi sospesi. E non a Ok, caso sì. questo alfiere ho visto che dopo ti cade. Mm, Questo te lo mangio poi con la torre. sì. Perché i pezzi sospesi cadono, cioè è proprio regola aurea, cadono, prima o Mm, poi mm, cadono. mm, 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 mm. Quindi, nel momento in cui lui mi fa pressione su un pezzo sospeso, che anche se tu lo vedi iperdifeso, in realtà è un pezzo debole, perché non c'è un Mm, pedone che lo sostiene. sì. Io l'avrei spostato, per esempio, in C5 dove sostenuto da un pedone. Oh! E a questo cavallo Mm, non ci devo più pensare per la mia vita perché c'è un pedone che lo sostiene. ok. Me lo attacca un giorno con un pezzo, chi se ne frega, non fa niente perché è difeso. Nel momento in Mhm. cui qui crei un contrattacco, quindi va anche bene, però ti rimane comunque il pezzo sospeso. Adesso, per esempio, il cavallo che lo teneva non c'è più perché tu crei un cambio. Mhm. E adesso ti arriva addirittura un doppio attacco, che per fortuna Infatti. si può tenere, grazie al fiere qui. Mm. Però magari non hai visto questa soluzione difensiva No, infatti mi sa che lo e quindi sbaglio. cerchi, Gli cerchi vado un ad contrattacco qui. attaccare, sì, gli vado ad attaccare un Quindi pezzo tutto è nato dal equivalente. fatto che non hai tolto questo cavallo in D7. Quindi Mm, mm, quando mm, ti mm. attaccano un pezzo sospeso, ops, qui, ti attaccano un pezzo sospeso, anche se lo vedi Devo difeso da pensare altri subito pezzi, di vai fare. Mm. via e mettilo in un punto dove c'è un pedone che lo sostiene. Mm, mm, Ti mm, mm. attacca, che ne so, ti attacca questo alfiere. Ok, ti attacca questo alfiere, puoi cambiare l'alfiere. Oppure, aspetta, ti attacca questo alfiere, lascia stare che lo puoi prendere col cavallo. Ti attacca questo alfiere, puoi cambiarlo. Oppure metterlo in un punto dove è tenuto da. Mm. Così non ci devi pensare mai più all'alfiere per il Ok, resto della tua vita. ok, Ok? ok. Ottimo. Vediamo quest'altra partita. C4 col bianco. Ah, questa è simmetrica, come dicevi tu. Infatti. Ok, ok. Qui, diciamo, Qua si entrambi. creano le premesse del pedone Bravo, arretrato. entrambi ce l'avete, ma diciamo, debolezza mia più debolezza tua non, cioè, non è un problema. Il problema è se è solo mia la debolezza. Quindi, Sì.
Va bene. Ok, qui non lo so il motore cosa consiglia, perché B3... Perché qui D4 siamo d'accordo che è impossibile come spinta. Cioè D4 non la potrai Mi proprio sembra mai un po' fare troppo, perché esatto, un è po' iper troppo... controllata. Quindi credo che D3 ancora una volta sia migliore di B3. E magari il pedone B me lo tengo in futuro per fare spinte di questo tipo preparate. Perché tanto Mm, D4 non la posso mai fare. Quindi quasi quasi avrei difeso questo pedone C col D. mm, E- sì, andando simmetrico, perché poi questo è simmetrico al 100%, però B3. Ok, ok. Bene, bene, bene tutto. Ok, qui lui inizia a spingere in questo modo. Secondo te che idea ha mm. con questa spinta? Devi mettere pressione sul lato del re. Tra l'altro lui Sì, lì il re non lo potrà mai più coprire, per sì, sì, cui sì. cioè, penso che a un certo punto decide di lanciarsi all'attacco e vedere un po' che succede. Ok, E ma devo io dire la verità che questo tipo di mosse mi creano un po' di ansia. ok, sono d'accordo. Infatti, probabilmente quello che ora non ricordo esattamente, ma devo aver alzato il pedone H Di due? in H, sì, in H4. Non lo so, non mi Ok. ricordo che ho Ok, fatto. ok. Adesso ho visto i giochi alfiere G5, che è buona. Adesso però ne parliamo. Allora, Ah, è vero, in questo tipo di partita lui ha detto che non vuole più né arroccare corto. Arroccare lungo non so se è una buona idea, perché comunque ci sono un mm, po' di pedoni mm, spinti. Secondo me sta meglio al centro. Cioè, sembra strano, ma forse sta meglio al centro questo re, perché comunque cioè, è difficile da attaccare. Con una posizione così chiusa, questi mm. pedoni non li toccherete mai più, né tu né il tuo avversario. Ok. È difficile da attaccare al centro il re, e quindi giustamente inizia a giocare sulle ali. Mm. Ehm, lui è stato molto Ecco, per bravo a esempio, vedere questa è una questo. cosa che io non vedo. Cioè, tu, per esempio, mi dici qua non li toccate più, quindi gioca sulle ali. Ecco, questo passaggio Ok, logico io non lo riesco a fare per il momento. ok. Allora qui lo vedi perché il pedone E non lo puoi muovere e Mm, non può catturare nulla. Il pedone D non potrà mai andare in D4, siamo d'accordo, no? È iper mhm. Certo, controllata certo. D4. E quindi i due pedoni centrali sono questi. I pedoni semicentrali, che sono quelli C ed F, il pedone C Mhm. è bloccato. F qualche idea ce l'ha. Mm. Ok, Quindi potrebbe muovere, già potrebbe nel aprire momento... quella struttura lì. Bravissimo. Già nel momento in cui vado a giocare un pedone F, comunque mi sto muovendo sull'ala di re, perché questa è l'ala di re. Mm, Quindi mm, sul centro purtroppo non succederà più nulla. mm, Si giocherà sulle ali, l'ala di donna o l'ala di re, perché la struttura mhm, è bloccata, cioè questi pedoni non li puoi muovere. mm, Né lui potrà mai fare D5, non mhm. si va a schiantare se fa D5, e né tu potrai mai fare D4. Quindi il gioco si sviluppa sulle ali, sì. Ok, ok. Quindi lui vede che il gioco si sviluppa sulle ali, e qui credo che vede anche la mancanza del più grande difensore dell'arrocco. Chi è il più grande difensore dell'arrocco? Il cavallo? No. Il cavallo. No. Il cavallo in F3 è il più grande difensore dell'arrocco, perché prende i nemici qui, se ti arriva un pedone qui glielo Mm, prende. mm, mm, Nel mm, momento mm, in mm. cui hai questa struttura di fianchetto, che comunque è una struttura indebolita rispetto a Sì, questa è la sì, struttura sì. perfetta. Questa è indebolita perché queste caselle sono tenute dall'alfiere. Però molto spesso l'apertura inglese ti porta a fare il Sì, fianchetto. sì, Oh, sì, è no, ma il vero che il fianchetto... cavallo lo dovresti avere in F3 Sì. perché è meglio, però alcune volte, ora non mi ricordo per qual motivo No, no, l'ho ma il buttato fianchetto lì. è buono, cioè per carità, ci Mhm, sono aperture di tutto rispetto che ce l'hanno, ma comunque è forte finché c'è il cavallo oh, e mm, l'alfiere, ma soprattutto finché c'è l'alfiere che copre i buchi lasciati dal pedone. Se uno mm, perde mm, anche l'alfiere diventa parecchio indebolito. mm, 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 mm. Quindi questa struttura di fianchetto, perché è più debole rispetto a non fare nulla? Perché crea il prima possibile il punto di contatto, cioè lui Sì, arriva prima a crearti problemi con una mossa prima, cosa che se c'è il ok, pedone a casa ti deve arrivare fino a certo, qui. Quindi certo. tu gli agevoli il punto di contatto che lui ce l'ha qui. Mm, E in questo mm, caso, non avendo neanche il cavallo, non glielo puoi neanche mangiare. E quindi lui può decidere se spingere, andando a toglierti spazio, o a catturare andandoti a indebolire l'arrocco. Quindi giustamente lui vede che manca il cavallo che catturerebbe su H4. Qui ci sono dei folli. Aspetta, che voglio crearti la posizione un attimo. Qui ci sono a volte dei folli mm. che ti giocano comunque su questa, ti sacrificano la torre. Non so se ti è mai Mm. capitato.
No, per per sconquassarti aprire l'arrocco, il... e però magari per funziona mettermi nelle i pedoni partite del veloci cavallo. online, quelle Ok, vere. no, non... Non funziona. Ok, quindi lui ci gioca H5 e tu giustamente giochi alfiere G5 andando anche a controllare eventuali H4, quindi questo è perfetto. Alfiere H6 e qui Che catturi catturi faccio? e questa Faccio- manovra si ripropone. sì. Forse aveva senso giocare donna di 2 Mm, dove ti creo intanto una minaccia e se tu mi catturi mm, magari c'ho già la regina ben piazzata. Forse poi va analizzato bene. mm, mm. Ok, qui catturi, catturi e la minaccia si ripropone. Giochi a 3, arriva Ah, per H4, preparare la spinta sì, di che B. fa? Mm. Giochi donna di 2 con attacco sulla torre, che si sposta. Ok, occhio che mi sa che perdi un pedone qui, perché lui c'ha due che ti Mm. attaccano. Ok, ti indebolisce l'arrocco. Lì c'è il cavallo scoperto. Ah no, il cavallo è coperto dalla regina. Ok, si è liberato la Mm. torre. Ok, qui inizia a Lì c'è caratterizzare. un pedone arretrato, quindi Questo qui? il suo nero. No, no, il suo nero in F7. Allora, quelli lì mai mossi non vengono considerati Ah, debolezze. ok. Ok, ritorna a casa Alessi. Ok, allora, questa penso che chiunque avrebbe in mente di farla, perché consolida Mm. i pedoni li mette in catena. Quindi questa, anzi, probabilmente anche la prima del motore. Quindi questa dirti che è sbagliata mi viene difficile. Però ti voglio fare analizzare una cosa, che su questa mossa vai praticamente a piazzare quasi tutti i tuoi pedoni sul bianco e ti manca l'alfiere scuro, che possa andare a Ah, compensare sì, le case scure. sì, Perché sì, questo, casa scura controlla case scure. sì. Nel momento in cui vai a mettere anche questo sul bianco, sei fortissimo sulle caselle bianche, ma sei Sì. debole sulle nere. Ecco, questa cosa del bianco e del nero mi ha sempre, soprattutto nei finali, cioè mi ha sempre interpellato, nel senso che io per esempio una cosa che provo a fare, ma non so se è corretta o se è sbagliata, per capire che tipo di strategia adottare in un finale, cerco di capire dov'è il re. Quindi il re sta in una casa bianca, in una casella nera, e mi dico, se io avessi la possibilità di calare un pezzo Ok, dall'alto verso il basso e di metterlo nella posizione in cui gli faccio scacco matto, come faccio, dove lo metto e cerco di capire quale schema, quale strada ok. seguire per arrivare a quella posizione finale lì. Non ci riesco mai. Questo però in realtà il mio percorso mentale è quello lì. E si fa in base anche a queste caselle bianche e nere, cioè il bianco e il nero sono come il linguaggio informatico, no? Sì, 0, allora 0, diciamo 1. che il bianco e il nero lo si definisce da due cose, struttura dei pedoni e che alfieri c'hai. Punto. Ok. Perché nel momento in cui, scusami, fai questo ragionamento con re, comunque il re si può spostare, quindi magari su casa bianca si sposta sul nero e va in tilt tutto il tuo ragionamento. Quindi il ragionamento case e colore delle caselle, che poi gli scacchieri sono la scacchiera di due colori, quindi sono due mondi. È chiaro che se tu Mm, controlli solo un mondo, lasci un'altra strada completamente libera al tuo avversario, che sono gli altri colori che non controlli. Quindi cercare sempre un mm, equilibrio, mm, più o meno di controllare tutti e due i mondi, un po' quelli neri e quelli bianchi, perché mhm, se tu vai con i pedoni sul bianco e i pedoni mangiando in diagonale controllano solo caselle del loro stesso colore, mhm, vedendo tanti pedoni bianchi io capisco che controlli tante case bianche, infatti lui sulle case sì, bianche è debole, perché tu sei forte mhm, sulle case bianche, ma diventa forte su quelle nere. Quindi gli lasci dei buchi dove si può magari dove lui si può insediare e tu non andare a riesci più a infilare. toglierlo perché non hai né un pedone Mm, mm, né un alfiere scuro che controlla le caselle sì. scure. Quindi occhio che stai diventando sempre più forte sulle bianche, ma sempre più Ma un debole po' sulle troppo nere. debole Sì. sulle... Infatti neanche fa l'opposto lui giocatore H4. Donna G5 che attacchi la torre. Ok, qui ok, trova il modo per salvare entrambi. Ok, ok, ok. Bene.
Questa mi sa che l'ha vinta lui, no? È difficile questo. Ah, qui ok, qui forse non avevi visto il cavallo. Vabbè, che fesso. Peccato perché questa era giocabilissima. O forse l'avevi vista, ma per portare il pedone a promozione. No, mi sa che non ci riesco. Sì, sì, questa qua alla fine vince lui. Forse era interessante spingerlo questo, più che catturare, perché se Mm, lo spingi va in catena con questo e sono guai. Per esempio, mm, così te lo può catturare secondo me, ma se lo spingi forse sai che è interessante. mm. Cioè, due pedoni qui sono una regina sicuro. Vediamo com'è andata. Catturi. Ok. Sì, secondo me qui la chiave era buona l'idea che ha avuto, Eh, l'intuizione che ha avuto era buona. Così. Sì, Perché così per esempio era. lui, che ne so, faceva una qualsiasi mossa. Ah, qui non può, è inchiodato. C'è una qualsiasi Mm, mossa così. Tu mm, salivi. Salivi. Sì. Ok, ok, peccato qui una distrazione piccola nel finale. Però, sì. ok, io direi che per oggi siamo un po' stanchi e abbiamo detto un sacco di cose. Scusa se ho parlato tantissimo, mi sarebbe No, piaciuto no, no, ma spero più che vederti. altro di riuscire a ricordare le cose che mi hai detto, insomma. Quindi, il riassunto un po' di quello che abbiamo visto oggi è consolidare la struttura pedonale, quindi cercare sempre di mettere i pedoni in catena, Mhm, evitare pedoni isolati, evitare cose strane, mettere i pezzi non sospesi, cioè renderli difesi da qualche pedone nostro, meno muovi i pedoni e meglio è. E basta, queste mi sembra che erano le cose principali. I pezzi sospesi, la struttura sì. solida della propria catena di pedoni. E già se iniziamo a migliorare queste cose qui, vedrai che miglioriamo tantissimo. Poi la differenza la farà nel notare gli indebolimenti nello schieramento avversario. E questo con Ok. l'esperienza pian piano migliorerà sempre. Chiaro che in una partita a 15 minuti online magari è difficile fare tutti questi ragionamenti. No, secondo me invece, alla fine io le partite le termino, ti dico, gioco molto più in giornaliero, Giornaliero. ma alla fine quando gioco in 15 minuti non arrivo con gli ultimi 30 Ah, ok, secondi, ok, per cui in realtà è i 10 minuti che mi pone questo problema, quindi forse qualcosa si riesce a fare. Poi non l'ho mai fatto, non ho mai fatto una partita giocando insieme a ok. qualcuno, cioè ovviamente non che mi aiuti, ma dialogando e spiegandoti le mosse, quindi magari quel ragionamento lì porterà via un po' di tempo sulla scacchiera, ma insomma, per il momento questi 4 punti qui, il consolidamento della struttura pedonale, evitare pedoni isolati e arretrati, pezzi sospesi e riuscire a non muovere troppo la struttura pedonale e quindi più questo punto bonus, notare l'indebolimento dei pezzi avversari, insomma, spero di riuscirlo a fare. Cioè, Assolutamente. più che Adesso, altro li vedo, ecco, in qualche modo, non so quanto sia poi lucido ok, nella ok, fase di gioco ok. a riuscire a fare. Adesso in questi giorni che non ci vediamo, fai qualche partita così Sì, e ok, poi magari mandi qualcuna dove pensi che insomma sei riuscito a individuare un po' di queste cose ok. e io inizio anche a guardarmi un po' l'inglese. Non vorrei troppo cambiarti lo stile perché secondo me a questo punteggio la differenza non sta troppo nell'apertura, fai questa mossa anziché quell'altra. Magari qualcosa la cambiamo nel setup ma Mhm. fa tutto nella comprensione delle strutture pedonali, eccetera, eccetera. Quindi il tuo stile, ok, mi hai detto che è molto posizionale e lo sto vedendo man mano che abbiamo visto tutte queste partite. Mi piace, è uno stile molto simile al mio, dove qui si vince per piccoli vantaggi. Il tuo avversario ti regala un pedone, ti regala un Mm, buco, ti regala le cose e tu le sai sì. sfruttare. Queste partite Infatti così chiuse. molto spesso è lì che vado nel panico, nel senso che Ok, dico, cavolo, ho un punto, ho un pedone di vantaggio, come faccio a capitalizzare questo ok, vantaggio che ho? Devo chiaro. sbagliare il meno possibile, perché e per quanto riguarda per esempio, alcuni periodi ho giocato con la tipica apertura diciamo, di re, Ok, quasi mai di regina, non mi piace molto, mi sento più a mio agio con ok. l'apertura di re. Per un periodo avevo seguito una serie di video di uno youtuber che si chiamava, non mi ricordo come si chiama, che Germanium. faceva. Come?
Montemagno, no? No, 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 Ok, ok. lui fa i video di tutto, non so come fa, Ok, diventa sì, sì, esperto sì, di sì. qualsiasi cosa. No, c'era uno che faceva una struttura dell'ippopotamo Ok. e quindi metteva una Sì, struttura sì. pedonale un po' Sì, 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 strana sì. che metteva, che ci ho provato a giocare varie volte. All'inizio ci riuscivo a vincere, poi dopo perdevo e poi più che altro non mi divertiva molto, nel senso Sì, giocare in quel sì. modo lì perché mi sembrava un po'. Però ecco quella e poi dopo un giorno ho trovato questa apertura, qualcuno mi aveva fatto forse il mio amico di Madrid, mi aveva fatto questa Ok, apertura contro e me la sono andata a vedere, ho visto che era questa cosa e mi piace l'idea del controllare il centro ma in maniera indiretta ok, e quindi ho cominciato a giocarla sempre e giocando sempre un'apertura poi più o meno conosci delle cose e per quel principio del cercare di capitalizzare il minimo errore mi sono posizionato su quella lì, ma ok. poi figurati, sono apertissimo a conoscerne altre, anzi mi piacerebbe riuscire ad avere più una gamma, diciamo, di apertura un po' più ampia anche. Va bene, va Le bene. difese sono un disastro, nel senso che la difesa non so mai come difendere, so che esistono alcune difese Ok, un po' conosciute, quelle un po' più ok, forti, ok, quelle meno forti, ma non sono mai in grado di giocarle, di ok. impararle, perché mi sento di subire l'azione invece di portarla. Ok, allora studieremo. Serve una difesa contro l'apertura di re e una difesa contro l'apertura di donna. Ok, ok, C5, sì, cioè l'inglese non te la farà nessuno, quindi iniziamo a prepararci da questi due qui. ok. E sarà magari un po' frustrante perché magari tu diventerai bravo su quelle difese, però magari a questo livello i tuoi avversari, non conoscendo la teoria, non giocheranno le mosse che noi ci aspettiamo che giochino e quindi Mm. usciranno magari fuori teoria la quarta, quinta, sesta mossa. Però Ok, questo repertorio che impariamo ti servirà per quando sarai ancora più avanti. sì, cioè, Quindi, quando sfiderò esatto, Carsten. Magnus Carlsen. Ok, Va bene, Carlo. Dai, spero che abbiamo dai, detto tante cose. Ovviamente, poi quando usciranno queste puntate, puoi rivederti la puntata così riascolti le cose. E dai, intanto è stato un piacere. Questo è solo grazie, l'inizio di piacere un mio. percorso. Di 500 puntate, preparatevi ragazzi, che Esatto. insomma mi vedrete invecchiare pian Esatto. piano per le rughe, quando avrò i capelli tutto bianco e Esatto. cadente, sarò arrivato a 1500. Bene, allora ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo primo episodio. Fatemelo sapere con un commento qui sotto che andremo nel secondo dove inizieremo a studiare. In questo primo incontro ci siamo conosciuti, io avevo bisogno di capire lo stile di gioco di Carlo, ma nel prossimo faremo anche qualche partita live, darò anche qualche occhiatina, qualche consiglio su come ragiona in tempo reale e continueremo sempre di più questo nostro percorso. Quindi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti! Ciao!